e vogliamo fare 2 mulignane a fungitiello, melenzane a funghetto al forno. Pigliate carta e penna e venite a presa a me perché oggi fa troppo caldo per stare vicino alla cucina. Un capre assai. Pigliate una bella caccavella grande, enorme, perché io ho pigliato il melenzane paesano e le ho fatte un po' più grandi, così, perché in due forno si arrognano, si stringono, e allora meglio un poco più grandi. Io mettiamo tutto quanto in due ruote, così. Poi facciamo un bello giro ruote a sentimento, ecco qua. Non facciate schifignoso che a girare in mano. Un po' di basilico, tagliato così, grande, e ci mettete un po' di raglio, un spocolino di raglio, o facete piccirilli, che il sapore sa da sentire, ecco qua. Un po' di sale, così, ecco qua. E poi ammiscate tanto bello che in mano. Che la Nicola sa da ammiscare vicino ai mulignani, sa da azzeccare. Così. Ecco qua. Proprio perché fa caldo, ragazzi, morite, ci fate pure il polpetto in questo turno stamattina, dando due buoni belli croccanti e dorate. Mo ci mettete una bella pela di queste, io uso queste qua della Rosina, il datterino della Rosina. Voi direte, ma come ci stanno i pomarolelli freschi? Tu prendi il datterino della Rosina, è una specialità, è una squisitezza. È un belluto, non è sarze. Mo schiattate il pomarolo in mano e facete una bella miscata. Ecco qua. Mo ci mettete 100 grammi di parmigiano, io sono sempre esagerato, a me mi piace e abbondare perché se ci mette troppo, e facciamo una miscata. Quando è roba che si sono ben cotte, tanto belle che sono fatte croccanti, ci tagliano un bello ciccilli sto perito, una provoletta a coppa, però si devono prima cuocere. Mo le ho messe in forno, le faccio stare almeno un 3/4 d'ora alla massima temperatura, 250, e ogni tanto va a fare una putata e una girata. Ecco qua ragazzi, le melenzane sono pronte, un altro po' di basilico, mo ci mettiamo ciccilli, la provoletta, questa qua secca, asciutta. Ecco qua ragazzi, è tutto pronto, guardate, il polpetto e il melenzano. Voi se volete venire stasera, a disposizione, la porta è aperta, venite e trasite. E mo buon appetito a tutti quanti.